All'inizio del secolo scorso c'era qui da noi in Friuli un personaggio che era un po' particolare. Faceva un lavoro soprattutto che era particolare, era il cavallante, il chiarador, il trasportatore che dalla Carnia portava giù in Friuli vari prodotti, soprattutto fagioli e patate, dopodiché ritornava su a casa riportando altro, tipo grano, grano turco o anche altri prodotti. Il nostro cavallante in questo caso era un giovane molto bravo che già da molti anni faceva questo suo trasporto da Gemona fino a Enemonzo, che era il suo paese natio. E il nostro cavallante, come al solito, si trovava sulla strada e stava rientrando verso casa. Era stato un po' sfortunato questa volta perché non aveva trovato il carico di ritorno e quindi stava ritornando verso casa abbastanza leggero col suo carro e il suo cavallo, ed era ormai arrivato quasi a Tolmezzo. Era un po' preoccupato perché era giovedì sera e lui di giovedì sera, soprattutto di notte, ma poi giovedì sera, quando ci sono in giro le streghe, lui di solito si fermava a dormire presso delle case o delle fattorie o qualche locanda, dove era sempre ben accetto, perché il cavallante era colui che portava informazioni, pettegolezzi, varie notizie, e quindi dovunque lui andasse un piatto di minestra o comunque un letto o se vogliamo un giaciglio nel fieno lo trovava sempre. E allora il nostro cavallante, tranquillo però, stava tornando verso casa perché non aveva intenzione di fermarsi anche se era tardi, si era sposato da poco e quindi voleva tornare da sua moglie. Tranquillo, stava arrivando col suo carro, era il mese di novembre, quindi faceva freddo, era buio. E poi ai primi del secolo scorso le strade non erano proprio quelle di oggi. Non c'era l'asfalto, non c'era illuminazione, non c'era praticamente nulla, se non tanti suoni, tanti rumori, soprattutto quelli prodotti dal suo carro, perché le ruote erano state rinforzate col metallo e quindi lui ormai, passate le 9 di sera, stava entrando a Tolmezzo e sull'acciottolato sentiva solo questo drum 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 delle ruote del suo carro e il clopiti 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 del suo cavallo. Non c'era nessuno in giro. L'unica illuminazione era quella soffusa, quella leggera sull'arancione, che dava quel po' di luce appena sotto i lampioni, tutto il resto era buio. Non c'era nessuno in giro perché le 9 ormai erano state battute già da un bel po' dal campanile. E lui tranquillo, turun durun durun durun, clopiti clopiti, stava passando per Tolmezzo e stava andando verso casa. Sapeva che non era una bella cosa, ma almeno era abbastanza tranquillo per il fatto che lui già da tanto tempo, sotto la sale del suo carro, aveva fissato un grosso ramo di viburno. E lui, come tutti noi, sapeva benissimo che il viburno protegge dagli attacchi delle streghe. E quindi lui, burum 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 burum, clopiti clopiti, stava andando verso casa, passa Tolmezzo, e appena passato Tolmezzo c'era un grande bosco che divideva Tolmezzo da Villa Santina. Era chiamato Rovaret. Appena entra in questo grande bosco col suo carro, un brivido lungo la schiena comincia a farlo muovere un po', a farlo sentire questo brividino che gli corre, questa goccia di sudore che gli imperla la nuca e lui continua ad andare avanti, però qualcosa di preoccupante c'era qualcosa che non andava. Lui col suo cavallo va ancora avanti un po' di passi e a un certo punto il cavallo si blocca. Il nostro cavallante comincia con i soliti comandi, perché alla fine i comandi della nostra gente friulana erano quei 4 che si ripetevano sempre dappertutto. Era il colpetto con le redini sulla schiena del cavallo e per farlo andare avanti si faceva ghie, ghie, ghie e il cavallo di solito riprendeva la strada. Per farlo fermare si faceva ghie e il cavallo si fermava. Per farlo andare indietro invece c'era siruk, siruk e il cavallo poi cominciava a indietreggiare e di solito questo bastava ed era anche più che sufficiente. Il nostro cavallante comincia ghie, ghie, ghie con le redini, ma il cavallo non si muove. A questo punto nel buio di questo grande bosco, con questi alberi neri incombenti, non vedeva nulla intorno a sé, scende dal carro con la frusta presa dalla parte leggera per cercare di capire cosa stesse fermando il suo cavallo, passa davanti alla bestia e si vede una grande massa nera informe che era proprio ferma in mezzo al sentiero. Non capisce bene cosa sia, cerca di cacciarla via, non se ne va. A questo punto prende la frusta e col manico gli dà un grosso colpo, sente uno stock, come di qualche cosa di molle che cede, e questa cosa salta via lontano dalla strada e si allontana nel bosco.
Una rana così grossa non l'aveva mai vista in vita sua. Il nostro cavallante risale sul carro preoccupato e incita il cavallo ad andare avanti, gie, gie, gie. Il cavallo è come se fosse bloccato, è come se fosse fermo, inebetito, perché sta cercando di tirare, ma non ce la fa muovere il carro. Poi lentamente, lentamente riesce a fare qualche passo, è come se sul carro avesse dei grossi pietroni, delle cose pesantissime, mentre invece era assolutamente vuoto. E questa povera bestia con grande sforzo comincia ad andare avanti un passo dopo l'altro, piano piano si imperla di sudore, comincia anche a schiumare sulla schiena e continua sempre ad andare avanti come con questo grande sforzo, questa grande forza. Piano piano il carro comincia a muoversi, va avanti, ma ci mette tantissimo tempo. Passano le ore, piano piano questo cavallo continua ad andare avanti, finché a un certo punto il cavallante mette la mano sotto la sale e si rende conto che qualcuno ha tirato il freno del carro, una cosa che lui non aveva fatto. Libera il carro e immediatamente il cavallo comincia a prendere la sua velocità, comincia ad andare avanti, anche lui dà un grosso sospiro di sollievo e sia lui che il cavallante ricominciano il loro cammino. Escono finalmente dal bosco ed entrano a Villa Santina, ormai sta rintoccando la mezzanotte, ma il nostro cavallante è tranquillo, in fondo Enemonzo è solo a qualche chilometro, c'è solo un altro bosco però da attraversare. Appena passata Villa Santina, e sempre col turun delle sue ruote, il clopiti del suo cavallo, finalmente rientra di nuovo nel bosco e ancora sente questo brivido lungo la schiena e questa goccia di sudore che lentamente gli scende dietro la nuca. Il nostro cavallante si guarda intorno nell'oscurità di questo bosco sempre incombente e sempre nero e improvvisamente vicino a sé, sul sentiero, vede una donna tutta vestita di nero, piccolina. Lui resta preoccupato, frena il cavallo e dice alla donna, perché questa era l'ospitalità sempre comune nei nostri paesi, quando c'era qualcuno a piedi veniva sempre caricato sul carro e portato dove dovesse andare, poi sembrava anche una donna anziana. Il cavallante le dice, signora, sta andando da qualche parte, posso darle un passaggio? Sta andando a Enemonzo o a Nonta, la posso far salire sul carro? Lei invece tutta intabarrata e tutta nera, con voce roca gli dice, no, io non sto andando da nessuna parte, ma stanotte nemmeno tu arriverai a casa. Il cavallante a questo punto, con la paura che ha addosso, il terrore, ma anche con il nervoso di questa frase che sente, le dà una grossa frustata qui sul collo e la donna scompare. A questo punto il cavallo si lancia in una folle corsa, parte via, sparato, va su di corsa, passa tutto il bosco con grandi frustate anche in faccia del povero cavallante che cerca di trattenerlo, ma non c'è niente che possa fermare questo cavallo. Va su, corre, passa per Enemonzo, il povero cavallante cerca di trattenerlo per entrare in casa, ma non c'è modo. Il cavallo ancora corre, ormai sembra impazzito, esce dal paese e si allontana su per la montagna. Corre su per questa montagna, via su per i sentieri, con i rami che battono in faccia a questo povero ragazzo che cerca di tenere la bestia sapendo benissimo che ormai si schianteranno in qualche burrone da qualche parte e tiene questa povera bestia e lui cerca di trattenerla, ma lui corre su finché a un certo punto improvvisamente lontano si sente il canto del gallo. Immediatamente il cavallo si blocca. L'uomo si guarda intorno al primo proprio lucore dell'alba e vede che vicino a sé c'è un grossissimo strapiombo, ci sono almeno 200 metri di strapiombo. L'uomo non sa che cosa fare perché l'unica cosa che sta trattenendo lui, il carro e il cavallo è il ramo di viburno che si è ancorato ad una grossa radice di faggio e sta salvando lui, la bestia e anche il suo carro. Piano piano il cavallante comincia a fare indietreggiare la bestia, siruk. Piano piano il cavallo torna indietro, ritorna sul sentiero e finalmente salvi, i due ricominciano a prendere la strada verso casa e alle prime luci dell'alba ormai finalmente entra nel suo cortile, parcheggia il suo carro, mette nella stalla la bestia e quando sta per entrare in casa vede dietro di sé un'ombra ed è una donna tutta vestita di nero, è sua suocera, che gli mormora nell'orecchio e dice: «Non è finita qui, cavallante, non è finita qui».